Centro estetico Coccole di Benessere. Grandi marchi, qualità ed innovazione sempre al passo con i tempi. Specializzati in make-up, laser a diodo e trucco semipermanente. Scopri tutte le news sul profilo Facebook. A Barcellona Pozzo di Gotto, via Matteotti, zona Sant'Andrea. Estetica e benessere. L'arte del gusto di Salvatore Bucca, istruttore pizzaiolo associato all'Unione Pizzaioli Sicilia. Rosticceria, pizzeria, gastronomia. I migliori ingredienti per un menù sempre ricco di novità. L'arte del gusto in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Cycle Band. Emozioni intense per un mondo che vuole accompagnare i bambini da 0 a 14 anni nella loro istintività. Perché vestirsi possa essere un gioco. Cycle Band a Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy 136. Cerchi o vuoi imparare uno strumento musicale? Ma che musica è quello che cerchi? Strumenti musicali, accessori, scuola di musica, sala prove e registrazione e libri per studio e divertimento. Ci trovi a Barcellona Pozzo di Gotto, in via Statale Sant'Antonino 377, sul web www.machemusica.net. Amici di musica e dintorni, benvenuti a questo nuovo appuntamento. È diventato ormai un viaggio questo e noi infatti siamo proprio in viaggio, siamo in stile passeggio e oggi vi faremo scoprire ancora un angolo straordinario della provincia di Messina. Esattamente, Anna, ci troviamo? Ci troviamo a Sant'Angelo di Brolo e tra una meraviglia e l'altra siamo sicuri che vi faremo venire un po' di appetito. Io allora mi permetto di aggiungere che non vi faremo venire un po' di appetito, ma vi faremo venire fame, perché qui si mangia bene. Ma a parte questo, naturalmente scopriremo tanti angoli, tanti punti panoramici del paese, se vogliamo. Scopriremo l'arte che contraddistingue questa comunità, per cui sempre una puntata ricca e interessante. Quindi tra poco Anna andrà a conoscere il sindaco, quindi questo ormai è il suo compito. Io invece andrò ad incontrare e preparare l'intervento con il primo ospite. Non è che vai a mangiare? No, adesso no. Aspettami. Sì, siamo tutti d'accordo per la fine della puntata. Quindi intanto, come sempre, andiamo in musica che tra l'altro ci ha visto protagonisti qui a Sant'Angelo di Brolo l'anno scorso, ma anche negli anni precedenti. Quindi intanto ci gustiamo un bel momento musicale e poi si parla di Sant'Angelo di Brolo. Grazie. Siamo negli studi, se non lo aveste ancora capito, di Radio Italia Anni 60 Messina. Ci sentiamo particolarmente vigorosi anche perché di passaggio abbiamo un nuovo talento della provincia di Messina. È un ragazzo che ha un'anima rock e poi alla fine di questa chiacchierata capirete perché. Intanto si presenta da solo, ovviamente. Sì, grazie, salve a tutti, mi chiamo Salvatore Frazzetto. Tu da dove vieni? Io abito a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Sei nato così tanto per sfruculiare nel... Messina mi ha dato i Natali. Messina ha dato i Natali e Barcellona ha dato la Pasqua. Hai capito? Più o meno sì. E noi ti diamo la felicità e il piacere comunque proprio di apparire in televisione e anche di farti ascoltare tramite la radio. Tu che cosa fai in genere nella vita, a parte il capitolo musicale? Quello è un sogno a parte. Sì, certo. Ufficialmente sono un infermiere, lavoro in un ospedale
sono felice di questo mestiere. Sai L'ho coltivato con il tempo. Certo, poi quello dell'infermiere è un lavoro veramente molto molto delicato, direi di grande sacrificio, e spesso e volentieri viene sottovalutato. Funge da mediatore tra paziente e medico. No, direi che è proprio la parte fondamentale, anche diciamo dal punto di vista umano, quindi ci sono grandi responsabilità, grandi soddisfazioni, alle volte forse anche diciamo qualche delusione. Ma si riescono comunque a superare, a resistere a molte cose, perché E proprio per questo motivo, secondo me, Salvatore, tu diciamo come, almeno considerando il brano che adesso farai ascoltare ai nostri telespettatori, e poi lo ascolteranno anche in radio, c'hai grande energia e quindi hai bisogno, diciamo così, di farti delle flebo musicali, e quindi sì, è proprio il genere rock. Diciamo che è molto speculare questo brano. È molto speculare. Però prima di presentarlo, al solito, io c'ho per contratto quella domanda che ti devo fare, che esatto. Tu sai, musica e dintorni. Musica e dintorni, sicuramente non viene spontanea la risposta, perché me la sono domandata tra me e me molti anni fa. La musica, per me la musica è l'arte delle arti, un'arte che completa tutte le altre arti, cinema, teatro, benché si voglia. Certo, perché la musica è dinamica, è la parte dell'arte, Un diciamo. esempio banale, una colonna sonora in una musica dà in un cinema dà un'enfasi in più alla scena. E la ciliegina sulla torta. Per me, quindi, la musica è... La vogliamo definire prima la musica e poi i dintorni. Sì, ecco, diciamo. La benzina dell'arte, diciamo. Riallacciandoci ai dintorni, diciamo che il significato a me più importante di musica è la spontaneità. Certo, e allora, caro Salvatore, a questo punto mettiamo da parte le parole, perché la musica ha bisogno di essere ascoltata, soprattutto non ha bisogno di parole, dice la parola stessa, scusate la cacofonia. E allora, dicevo, l'anima rock di Salvatore Frazzetto, rappresentata al meglio da questa grande canzone di Bon Jovi che si intitola It's My Life. This song for them broken hearted. Silent pray for the faith departed. I'm gonna be just facing the ground. You're gonna hear my voice when I show your love. It's my life, there's now or never. So I don't wanna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. I like to slide an open highway. Like Frankie said, this is my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life. For the wall, on a stone of day ground. For Tommy and Gina, who never back down. Tomorrow's getting harder, making no mistake. You made it homegrown, and I'm getting on breaks. It's my life, and it's now or never. So I'm gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. It's my life. I hope it's got an open highway. Like Frankie said, this is my way. I don't wanna live when I'm alive. 'Cause it's my life. Don't
like an open highway. Like Frankie said, it did it my way. I just wanna leave when I'm alive. It's my life. Dance the world never. So I don't wanna live forever. I just wanna leave when I'm alive. It's my life. I hope it's got it home in highway. I think I said it did it my way. I just wanna leave when I'm alive. It's my life. Porta sulla tua tavola l'antica tradizione del pane di Sicilia. Il pane della nonna, con gli stessi ingredienti di una volta. Solo antiche farine di Sicilia, il lievito naturale di nostra produzione, acqua, sale e tante ore di riposo per una ricetta tutta naturale. Un'attenta cottura nel forno a legna ne esalta il sapore per regalarti un gusto unico. Per il benessere della tua salute trovi anche un'intera linea di prodotti biologici certificati. Lo trovi a Barcellona, Brolo e Milazzo. Real Pane, tutta la bontà che cercavi. A casa, in ufficio o in negozio, prenditi una pausa, risveglia i sensi, assapora il piacere di un buon caffè cremoso e ricco di aroma. Espresso Italia offre la soluzione più adatta alle vostre esigenze, con vendita di cialde, capsule originali e compatibili, caffè in grani e macinato, con diverse varianti di miscele. Espresso Italia propone vari modelli di macchinette per caffè in vendita o in comodato d'uso. Preoccupatevi di scegliere la vostra miscela preferita. Al resto ci pensa Espresso Italia, via Papa Giovanni XXIII, 335 Barcellona. Telefono 090 976 2261. Il piacere di un buon caffè. Salve Sindaco. Buongiorno. Buongiorno. Grazie per averci voluto qui, noi ci conosciamo da tanti anni. Precisamente lei è stato uno degli ospiti della Terra del Sole, del nostro programma che ci ha visto come conduttori televisivi. E ritrovarci qui sicuramente significa che sia noi sia lei abbiamo fatto un buon lavoro. E adesso, oggi, il compito di presentare al nostro pubblico il paese di Sant'Angelo di Brolo. Bene, intanto benvenuti a voi e vi ringrazio per aver scelto il mio paese e che ci avete dato questa opportunità. Sant'Angelo è un paese che dista 80 km dalla città capoluogo, da Messina, che ha radici molto lontane, tanto che l'agglomerato urbano è stato fondato attorno al monastero di San Michele Arcangelo, che è stato costruito dal conte Ruggero d'Altavilla intorno al 1100, proprio prima del 1100, però ci sono testimonianze certe della presenza di insediamenti umani anche nel terzo-secondo secolo avanti Cristo, quindi una storia millenaria che ha consentito la crescita, che questo paese è diventato un centro comprensoriale negli anni 50-60, era un punto di riferimento perché aveva il doppio degli abitanti che ha oggi, era un punto di riferimento comprensoriale per altre realtà della nostra zona, sia dal punto di vista commerciale ma anche per ciò che riguarda la pubblica amministrazione. C'era l'ufficio del registro, c'era la pretura, che oggi c'è comunque l'ufficio del giudice di pace. In questo solco c'è una buona tradizione di produttori, di produzioni, ovviamente il salame Sant'Angelo è il prodotto principe, ma insieme al salame Sant'Angelo c'è l'olio extravergine di oliva, c'è una produzione di caffè torrefatto a legna, un tempo c'erano le nocciole che erano il fulcro della nostra economia, oggi c'è comunque ancora una ottima produzione di nocciole, quasi tutti da agricoltura biologica, perché raramente si utilizzano sostanze tossiche per l'uomo. Io ho inibito l'utilizzo di diserbanti, ad esempio, da quando ci sono io è pressoché impossibile utilizzarli, e poi c'è una produzione di agrumi ed altro. C'è anche una buona realtà produttiva dal punto di vista commerciale,
perché un paese piccolo come il nostro comunque ha una buona presenza di attività commerciali e quindi caratterizza un po' questo nostro paese. Questo viene incastonato in un contesto ambientale straordinario perché la natura ancora è incontaminata e perché c'è un paesaggio eccezionale, un verde unico, penso che sia pressoché irriproducibile quello che c'è in questo paese. Poi dicevo, la collocazione geografica che ci consente di essere a 10 km dall'autostrada, a 7-8 minuti dal mare, quindi c'è la possibilità di poter essere al mare ma contemporaneamente essere in un ambiente di frescura, di tranquillità, di serenità. Ecco, Sant'Angelo tra l'altro si caratterizza molto per l'ospitalità, la gente è molto calorosa, molto affettuosa. Il nostro slogan sotto il profilo turistico è quello che chi viene a Sant'Angelo non è un cliente ma è un ospite. Ecco, questo credo che possiamo confermarlo. Quindi chi sceglie Sant'Angelo come meta ha molte cose da vedere, ha molti beni culturali legati ovviamente soprattutto al cristianesimo, ma non solo. Chi viene a Sant'Angelo credo che abbia la possibilità di tornare a casa con un bagaglio culturale di conoscenze arricchito per chi è appassionato ovviamente, ma anche mettere insieme queste conoscenze alla tranquillità, alla serenità, alla frescura, al gusto. Ecco, qui si mangia benissimo, ci sono delle strutture ricettive, le attività di ristorazione che fanno piatti unici, anche qui alcuni sono legati alla tradizione del maiale dal quale ovviamente si produce il salame, ma anche altri prodotti eccezionali, si fanno piatti con le nocciole, anche con gli agrumi, si fanno le marmellate. Ecco, c'è un mix per cui credo che Sant'Angelo possa e debba essere una meta per coloro i quali vogliono trascorrere non necessariamente più giorni, ma anche per fare una visita, una gita fuori porta, anche una gita di una giornata. Ecco, credo che chi viene a Sant'Angelo non se ne pentirà. Sindaco, noi la ringraziamo tantissimo, ci rivedremo dopo per i saluti finali e intanto vediamo dove si trova Giuseppe. Parlando di cibo, Giuseppe, stai assaggiando già qualcosa? Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why. La Rosa dei Venti. In uno scenario indimenticabile, abbiamo deciso di raccogliere lo stile e di creare un luogo in grado di regalarvi grandi emozioni e di accompagnarvi nei vostri momenti importanti. La Rosa dei Venti a Campo Grande. La magia di un luogo senza tempo. No Anna, guarda, io non sto mangiando, sono anzi concentratissimo perché il primo ospite di oggi è un personaggio importante per quello che ha fatto, ecco, diciamo così, di mestiere, anche se oggi qui con noi il suo ruolo è quello di farci da guida, però è stato ed è, perché quando si ha l'arte non c'è niente da fare, non si cambia, rimane tale. Giornalista, regista Gianni Giuffre, grazie per essere qui con noi. Buongiorno a voi e benvenuti. Sant'Angelo ha una storia che si perde nei tempi, anche perché andiamo nel periodo arcaico. Il primo insediamento, prima che si chiamasse Sant'Angelo, è stato all'Isicon, che era una zona abitata da esuli greci. Siamo nel 250 a.C. Da allora la storia di Sant'Angelo si ripete sotto varie dominazioni, quella araba, quella normanna, ed ecco che nasce Sant'Angelo perché Ruggero, il grande Ruggero d'Altavilla, ha creato dopo una battaglia un primo monastero, una prima abbazia, che era quella di San Michele. Ho avuto quest'idea anni fa di creare il primo museo al mondo dedicato agli angeli. E abbiamo una lettera del presidente Obama. Voi vedrete il Museo di Arte Sacra che raggruppa tutte le opere che sono rimaste dei basiliani, che sono proprietà della comunità di Sant'Angelo e che sono stati sistemati e ordinati nella chiesa del Santissimo Salvatore. Molto bene.
tra poco conosceremo una persona che ci darà delle delucidazioni e ci farà ammirare da vicino quello che è il Museo degli Angeli. Esatto, e questo è l'amico che è grande mecenate, dobbiamo dirlo, che ha dedicato parte della sua vita a quest'idea, è il nostro amico Scorsone. E tra poco ci rechiamo proprio insieme dentro questo Museo degli Angeli. Grazie Gianni, a dopo. Ringrazio Gianni e sono in compagnia del direttore del Museo degli Angeli, quindi chi meglio proprio di lei può dare ai nostri spettatori, al nostro pubblico, l'idea di quello che stiamo per vedere. Nella struttura di questo museo sono presenti opere di arte contemporanea intanto. Gli artisti presenti, al momento circa una settantina, sono stati tutti invitati da me a suo tempo a realizzare un'opera o, nel caso in cui l'opera non l'avessero, o meglio ancora nel caso in cui l'avessero già fatta, a donare appunto un'opera per il costituendo museo. Ho fatto una mostra di arte anche antica, furono recuperate intorno alla provincia, intorno ai Nebrodi, insomma nelle diverse chiese, alcune opere, anche statue lignee e tele antiche. E assieme a quelle tele e a quelle statue fu realizzata una mostra di fotografia della fotografa Maria Pia Loverso. Questo museo al momento è gestito da me, ovviamente, che sono il direttore, e da un gruppo di giovani del laboratorio del servizio civile. Questo è un messaggio importante perché significa che i giovani credono nell'arte. Io me lo auguro proprio. Tra l'altro lo fanno anche con spirito di partecipazione e devozione. Quando queste parole arrivano dalla voce del direttore è importante? No, ma io credo molto nello spirito che anima soprattutto i giovani. Quindi non ci resta che invitare assolutamente, perché questo programma si rivolge al turista, il turista che va alla scoperta di quelli che sono i borghi proprio della provincia di Messina. Noi fra l'altro abbiamo uno spazio che dedichiamo alle mostre temporanee, cioè mostre che esulano dal contesto museale, che comunque però hanno una valenza con uno spirito di partecipazione dei artisti che al momento magari non sono nel museo. Cioè gli artisti possono tranquillamente fare richiesta di realizzare delle mostre eccetera, quindi il museo è aperto anche a istanze che non sono legate solo ed esclusivamente agli angeli, ma anche a delle altre istanze che ovviamente devono essere legate in qualche modo allo spirito che anima il museo. Certamente, per cui non solo invita i turisti ma anche agli artisti di informarsi, quindi di documentarsi e di mettersi in contatto con il Museo degli Angeli. Io ringrazio Francesco Scorsone per la sua presenza, è venuto proprio da Palermo per incontrarci e quindi vi invito a conoscerlo di persona perché saprà indicarvi la strada giusta per entrare in questo mondo dove l'arte degli angeli, in questo caso, la farà da padrona. Grazie e ci vediamo sicuramente presto per un altro appuntamento dedicato a questo meraviglioso museo. Grazie. Continuiamo a parlare di arte e lo facciamo naturalmente in musica, perché la musica non può assolutamente mancare in una puntata bella come questa. Vai! Buongiorno signori. Buongiorno. Le dico subito che siamo raccomandati, perché ci ha mandato direttamente il sindaco, ma anche altri amici qui di Sant'Angelo di Brolo. Noi siamo venuti oggi per fare delle riprese televisive di musica e dintorni, un programma dedicato alla provincia di Messina e in questo caso proprio a Sant'Angelo di Brolo. Quindi cosa ci farà assaggiare oggi? Non so, degli antipastini della casa con degli affettati, dei formaggi di Sant'Angelo oppure... Quindi ci sarà chiaramente il salame tipico di Sant'Angelo. Salame Sant'Angelo, suino nero dei Nebrodi, del lardo, della pancetta. I funghi da queste parti? Sì, anche dei funghi, capolatina, polpettina agrodolce, del pane fritto, degli arancinetti, tutti questi assaggini che facciamo, produciamo noi qua. Molto bene, quindi già l'antipasto possiamo metterci 2 firme, giusto? Sì. 2 firme. Scegliamo questo. Perfetto. E di primo cosa ci consiglia? Poi di primo possiamo fare dei maccheroni fatti al sugo di maiale col pezzettino di carne di sugo di maiale di sopra. Sono delle pappardelle fatte ai funghi porcini. A proposito di funghi,
qualcosa come caserecce fatte vecchia fattoria con del ragù, melenzane, rugole, che è un sughetto che facciamo noi. Direi di sì, perché insomma vecchia fattoria, ci troviamo qui alla vecchia fattoria, quindi assaggiamo sicuramente questa specialità. E ci fermiamo o andiamo anche al secondo, così facciamo proprio una buffata? Come secondo possiamo fare o una grigliata mista di carne, o se no del suino nero, dei nebrodi, salsiccia, possiamo fare agnello, quello che gradite. Allora, Bottini di carne. Facciamo decidere a lei, quindi a sorpresa lei ci porterà quelli che sono i piatti che consiglierebbe al turista che per la prima volta viene qui a Sant'Angelo di Brolo. E quindi naturalmente noi vi raccomandiamo e ci raccomandiamo anche la vecchia fattoria Sant'Angelo di Brolo. Sarà una tappa del vostro viaggio in questa splendida comunità. Mariangela, mi dai un bel fa maggiore? Non lo chiedo più perché l'abbiamo chiesto in ogni serie e abbiamo certificato anche noi che uno dei brani, forse il brano più famoso del mondo, non soltanto italiano, è Nel blu dipinto di blu, che tutti noi conosciamo come Volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. E adesso dobbiamo cantare tutti, ma proprio tutti, pronti? Anche in fondo, dobbiamo farci sentire perché siamo tantissimi, anche voi, pronti? Volare. Dai, le mani, tutti, dai! Anche in fondo, voi! Dai! Insieme! E volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Come facciamo sempre un po' lungo, pronti? Vai! Si sono stancati già. Vai! Volare, cantare, voi soli nel blu. Soli, proprio soli nel blu. Ancora, Attenzione che abbiamo il maestro che tiene il tempo. Il ritornello, vai! Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Veloci, dai! Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con L'applauso forte lo facciamo sentire per la bella musica italiana. E adesso la musica. Siamo all'interno, anzi per meglio dire all'esterno del frantoio diretto da questo nostro amico che tra l'altro il sindaco ha investito di un compito importante che tra poco vi svelerò. Intanto vi presento l'amico Pippo Palazzolo, buongiorno. Buongiorno, io mi chiamo Pippo Palazzolo, frantoiano in Sant'Angelo di Brolo. Produco dell'ottimo olio, lo esporto in paesi vicino all'Italia e ho tanta passione
non era la mia attività principale, io sono un commerciante di generi alimentari, da 30 anni faccio anche il frantoiano. Questa è una cosa importante perché, allora, mi collego a quanto ho detto prima. Il sindaco mi dice: parliamo con l'amico Pippo Palazzolo perché è un imprenditore di Sant'Angelo di Prolo, ma è uno che vive a Sant'Angelo di Prolo e che conosce la realtà di questa bellissima comunità dei Nebrodi. Il suo frantoio ha qualcosa di particolare, giusto? Certo, il frantoio intanto facciamo una molitura a freddo, che è la caratteristica principale che ci accomuna in tutti coloro che vogliono fare dell'olio di qualità. E poi abbiamo la certificazione controllata da Sole e Salute, che produciamo olio biologico extravergine, anch'esso di qualità. E qual è la tipologia di oliva che si trova qui a Sant'Angelo? La cultivar principale di Sant'Angelo e i paesi limitrofi è la minuta. La minuta ha tanti pregi, qualche difetto. I pregi sono che ha dei profumi meravigliosi, che è una qualità che dura nel tempo, che è un olio limpido, non tanto verde come altri posti della Sicilia, però purtroppo ha una resa bassissima e i produttori si lamentano perché la resa è quella che è. Però va tutto a, diciamo così, a vantaggio della qualità. Parlando chiaramente di Sant'Angelo di Prolo, dei suoi prodotti, con Pippo che è un conoscitore di questa zona, e dobbiamo per forza ricordare alcuni, soprattutto il salame di Sant'Angelo. Non possiamo non nominarlo. Assolutamente, un prodotto tipico dei Nebrodi qua, che è l'unico ad avere l'IGP credo in tutta la Sicilia. È un prodotto di qualità, negli ultimi anni abbiamo dei produttori veramente all'altezza e fanno un prodotto di qualità. Io mi ricordo che da anni, da quando ero ragazzino, sentivo di questo prodotto esportato in paesi qua vicini, ma oggi il salame Sant'Angelo invece è esportato in tutta Italia e oltre. Assolutamente sì, infatti è sinonimo di qualità e dobbiamo dire che ha fatto molta pubblicità a Sant'Angelo come comunità questo prodotto tipico. Ma non solo il salame Sant'Angelo, non solo l'olio. Parlando dietro le quinte con Pippo, mi accennava a una importante produzione particolare di caffè. Sì, c'è un produttore che produce caffè di nicchia, dove ancora ha la tostatura a legna. Credo unica in Italia, produce un caffè di qualità eccellente, proprio non se ne trova in giro. Questa è un'altra curiosità, quindi quando venite qui a Sant'Angelo a pranzare, insomma a comprare i prodotti tipici, non dimenticate di assaggiare questo buon caffè. Noi per esempio, Pippo, qui a Sant'Angelo ci siamo trovati ad agosto negli scorsi anni a fare spettacolo di un'importante sagra che anch'essa riguarda un prodotto locale. Da vari anni noi facciamo la sagra delle nocciole perché non tanto ora, ma negli anni trascorsi i sant'angelesi erano dediti alla coltivazione delle nocciole, cosa che magari ora si è trascurata perché magari il prezzo, vuoi l'abbandono e via discorrendo, però produciamo delle nocciole di qualità abbastanza elevata. Oltre ad essere di grande qualità, vi assicuro che la sagra della nocciola qui a Sant'Angelo di Prolo viene organizzata e curata in una maniera incredibile. Ci sono tanti produttori, quindi tanti stand, tutto organizzato con la massima professionalità, quindi vi invitiamo sicuramente a fare tappa anche in questo importante evento. Quindi abbiamo visto le immagini del frantoio. Un altro prodotto, devo ricordare anche un prodotto tipico di Sant'Angelo, che è il bocconetto. Cioè? E le lenzulle in siciliano, e le paste di mandorla, diciamo, fatte con nocciole e mandorle, ma il bocconetto è una specialità tipica sant'angiolese. Ed è un dolce? È un dolce perché si chiama bocconetto, perché si mangia tutto per intero, fatto di zucca ricoperto di zucchero. Cioè, insomma, vi avevamo detto, meravigliosa, vi avevamo accennato all'inizio della puntata, Anna ha detto che vi avremmo fatto venire fame, sono convinto che a questo punto avete fame davvero. Come dicevo, abbiamo visto scorrere le immagini del frantoio, ma anche di questi che sono i prodotti che Pippo ci ha elencato. Con Pippo proprio ci vedremo alla fine nella stanza del sindaco per i saluti finali e i ringraziamenti, quindi adesso andiamo naturalmente in musica. Ci riprendiamo la linea, siamo sempre negli studi di Radio Italia anni 60 a Messina e salutiamo i nostri amici che sono in televisione e noi naturalmente abbiamo sempre un talento in ogni collegamento da proporvi e direi che finora veramente siamo convinti siate rimasti molto soddisfatti delle performance. Oggi in questo secondo turno, diciamo così, è la volta di
Samantha Mollica. Samantha Mollica, che proviene da? Patti. Da Patti. Che cosa fai tu di bello a Patti, cara Samantha? Oltre al canto mi dedico, cioè studio anche all'Istituto Tecnico Borghese Faranda e nel settore turistico. Molto, molto bello. Oltretutto questa è una trasmissione che ha come riferimento il turismo, che detto così turismo è un contenitore vuoto e quindi dentro ci dobbiamo mettere le bellezze della nostra natura, ci mettiamo la gastronomia, ci mettiamo l'arte, la cultura, l'arte, la musica che fa parte dell'arte. E a proposito di turismo e di paesaggio, lì c'è il territorio. Quindi se io ti dicessi musica e dintorni, tu avresti una frase tipo da proporre, che potrebbe anche essere uno slogan, visto che ti occupi di questo settore così interessante, no? Sì, diciamo che oltre alla musica mi verrebbe in mente anche i dintorni di questo nostro territorio, del paesaggio, delle bellezze naturali e appunto anche dell'arte. E cos'è del nostro paesaggio che ti piace di più? Che so io, il profumo della zagara, come si suol dire, o i colori. Il profumo del mare, ad esempio, anche per le nostre belle coste. Sì. Allora, a proposito di cose belle, musica e dintorni è una cosa bella, a questo punto è anche bello sentirti e interpretare una canzone. Io son l'amor per te. Io son per te l'amore. Io son per te l'amore, no? Che non è che ci stiamo scambiando, dico io son per te l'amore. È il titolo della canzone di Emma che conoscete molto bene, che noi ascolteremo nella versione appunto di Samantha Mollica. Davvero vuoi convincermi che tutto è stato inutile tra noi? E incasso anche quest'ultima tagliente tua bugia. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi che è stato un brutto sogno, vienimi a svegliare. Parla pure piano, ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure piano, ma tanto quanto basta per poter capire che non se ne andrà l'odore, che io son per te l'amore. E raccontare estranei di tutti i fatti miei su noi, rivivere gli stessi giorni da una fotografia. Se non ci fosse questa maledetta nostalgia che ci rende ridicoli, orgogliosi quanto basta fino a ucciderci. Guardami negli occhi e poi convincimi che è stato un brutto sogno, vienimi a svegliare. Parla pure piano, ma dimmi che senza di me tu non puoi stare. Stringi pure piano, ma tanto quanto basta per poter capire
Conclusione e saluti finali anche oggi. La vicinanza del mare, perché no, l'alta collina e addirittura montagna ha reso la nostra permanenza qui veramente molto molto piacevole. Per cui io ringrazio ancora i nostri ospiti, comincio dal regista e nonché giornalista Gianni Giuffrè, che ci ha fatto da guida per quanto riguarda appunto l'arte, e poi l'amico Pippo Palazzolo, imprenditore di Sant'Angelo di Brolo, che ci ha fatto, come dicevo, assaggiare, insomma così, ecco, assaporare e gustare, perché ve lo posso dire, abbiamo già assaggiato, dai, insomma non mi posso nascondere, abbiamo già assaggiato, quindi tutto veramente eccezionale. E per concludere ringrazio e saluto il sindaco con quelle che sono le domande ormai tipo di questa nostra programmazione e che i nostri ospiti ormai raccolgono nell'agenda, nel diario di musica e dintorni. E quindi comincio col chiederle, Sant'Angelo di Brolo in dialetto si dice? Sant'Angelo. Semplicissimo. Il piatto che il turista, che l'ospite, come ha detto lei, deve assolutamente assaggiare venendo a Sant'Angelo di Brolo? Maccheroni con sugo di maiale. E poi il proverbio, il detto tipico che possiamo raccontare e svelare al nostro pubblico. Uno dei tanti, con zappa bevi acqua, con ut beva ut. Ah! Che significa, si traduce da solo. Metteremo i sottotitoli. Va bene, io veramente a questo punto non ho altro da aggiungere, ma con Anna ricordiamo quelli che sono stati, il microfono è qua, quelli che sono stati i paesi che hanno ospitato musica sono dintorni. Tanti adesso, 11ª puntata, quindi sì, li ricordiamo, vai. Siamo partiti da Barcellona Pozzo di Gotto, Condrò, Santa Teresa di Riva, Sinagra, Montagna Reale, Galati Mamertino, Falcone, Floresta, Montalbano e Licona e Santa Lucia del Mela. Benissimo, e oggi naturalmente Sant'Angelo. E ricordiamo di vedere le puntate ma anche le foto sul nostro sito www.musichedintorni.eu. Perfetto, a questo punto non manca davvero niente. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata e mi raccomando, questa tappa Sant'Angelo di Brolo deve essere un obbligo, perché qui si sta bene. Grazie e alla prossima. Ciao. Ciao. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico. Dal 1997 le carni più fresche e i preparati per tutti i gusti. Macelleria La Favorita dei fratelli Pugliafico, in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto. Venume, produzione e vendita inerti. Consegna a destinazione in Italia e all'estero. Lavori edili, civili e pubblici. Produzione e consegna di calcestruzzi e conglomerati bituminosi. Venumer a San Filippo del Mela. Online venumer.it. Dema, traslochi e mercatino del mobile usato. Noleggio piattaforme, traslochi nazionali ed esteri, servizio consegne e montaggio mobili. Dema a Barcellona Pozzo di Gotto, telefono 090 976 1068. L'arte del gusto di Salvatore Bucca, istruttore pizzaiolo associato all'Unione Pizzaioli Sicilia. Rosticceria, pizzeria, gastronomia. I migliori ingredienti per un menù sempre ricco di novità. L'arte del gusto in via Statale Oreto a Barcellona Pozzo di Gotto.